Gloria a Dio. Grazie, Signore. Alleluia. C'è qualcuno altro che vuole testimoniare? Leggiamo la parola del Signore. Vogliamo leggere in Giovanni, capitolo 21, leggeremo dal primo verso fino al verso 14. Giovanni 21, dal primo verso fino al verso 14. Gloria al nome del Signore. Gloria a Gesù. Giovanni 21 dal primo verso fino al verso 14. Inizio la lettura. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 2 altri suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: anche noi veniamo con te. Uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Quando era già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro: figliuoli, avete voi del pesce? Essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse il camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, traendo la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete presi ora. Simon Pietro quindi montò nella barca, tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la 3ª volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Amen. Amen. Accomodatevi. Gloria al Signore. Avevo il cuore di leggervi questo passo. Ieri sera il fratello l'ha accennato, no? Mentre testimoniava proprio questo passo che esalta la parola del Signore. Gettate ancora la rete. Non abbiamo preso nulla. Getta dal lato destro, fallo ancora e vedrete, no? Dare credito alla parola di Dio. Anche noi dobbiamo dare credito alla parola di Dio. Ieri si parlava di questo, no? Quello che il fratello sentiva in cuore insieme alla moglie: fidatevi di me. Sono aggrappati a questa parola. Noi dobbiamo aggrapparci alla parola del Signore. Amen. La sua parola è verità, la sua parola è luce, la sua parola è speranza, Amen. la sua parola crea, Amen. dà vita alle cose che non hanno vita. La sua parola fa del bene, Amen. la sua parola ricostruisce, la sua parola salva. Amen. 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 Alleluia. La parola del Signore è importante, è fondamentale per la vita nostra. Alleluia. E ci sono alcune cose che volevo sottolineare insieme a voi. Intanto Gesù si fece vedere di nuovo. Questa era già la 3ª volta che Gesù si fece vedere risorto ai suoi discepoli.
quali stavano attraversando un momento di sfiducia, di confusione umanamente comprensibile, vero? Comprendiamo umanamente. Ed erano sfiduciati, ma Gesù non li aveva abbandonati, Alleluia. mai. Anche quando loro pensavano che Gesù era morto, Gesù era risorto Alleluia, e Gesù. si è fatto vedere da loro. Amen. Alleluia. 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 Quindi vedete come il Signore, prima di salire in cielo di nuovo, tornare nella sua gloria, accompagna i suoi discepoli ancora, li guida verso quella che poi doveva essere l'opera che dovevano compiere, continuare quello che Gesù aveva iniziato. E Gesù ha iniziato, ma ha lasciato il compito ai suoi discepoli e anche a noi oggi, ancora oggi noi. Amen. Continuiamo l'opera che Cristo ha iniziato. Amen. Amen. Alleluia, li accompagna, li appare mentre erano a casa, riuniti. E appare. Le porte chiuse, finestre chiuse, e appare loro. Pace a voi. Vi saluto. Gloria a Dio. Un giorno Didimo, Tommaso, detto Didimo, non era con loro. E poi gli hanno raccontato: guarda che abbiamo visto il Maestro Gesù. Se non vedo le sue mani, se non metto il dito sulla sua ferita, io non ci credo. E poi Gesù riappare di nuovo. Tommaso, vieni qua, vieni, tocca. Cosa ha fatto Tommaso? Signore mio e Dio mio. Questo riesce a dire. Alleluia. Ma il fatto che voglio sottolineare è che Gesù appare mentre erano insieme, riuniti. Dio ci dia grazia di amare, stare insieme, Amen. riuniti nel nome di Gesù. Amen. Amen. C'è una benedizione quando si sta insieme che è diversa dalla benedizione che puoi vivere anche quando stai a casa in comunione con il Signore. Sì, il Signore ti benedice, ma quanto è bello e quanto è caro che i figli di Dio dimorino insieme. Amen. È scritto. E poi mentre stavano insieme Gesù appare. Gloria a Dio. Poi che in questa mattina mentre stiamo insieme Alleluia. non sentiamo la presenza del Signore? Gesù è qui. Grazie, Gesù. Ogni qualvolta noi ci raduniamo, Gesù c'è. Amen. Siamo in 2 o in 3, Gesù c'è. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Alleluia, si fece vedere di nuovo. Di nuovo, non lo so se di nuovo hai bisogno nella tua vita che il Signore si presenti ancora in un modo potente come ha fatto 20 anni fa, non lo so. Gesù, alleluia. Ma se è così, credici. Amen. 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 Credici. Alleluia. Perché può avvenire questa mattina. Amen. Alleluia. Che mentre sto parlando, Signore, stia accendendo ancora quel fuoco. Alleluia. E stia alimentando ancora quel fuoco. Amen. Stia soffiando. Signore, Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Erano insieme questi discepoli: Simone, Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 2 altri suoi discepoli erano insieme. Vi accomuna quello che erano prima, pescatori. Stavano insieme. A un certo punto Simon Pietro disse: io vado a pescare. E anche noi veniamo con te. E boh. Uscirono, montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Ma vogliamo pensare che comunque non erano degli sprovveduti? Hanno sempre fatto i pescatori. Vogliamo pensare all'improvviso non sapevano che quello non era il momento adatto per pescare? Io credo no. Hanno visto, hanno esaminato, andiamo a pescare, com'è?
ogni buon pescatore sa, no? Ma quella notte non presero nulla. Gloria a Dio. Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. Amen. Amen. Alleluia. Non so se ti senti come se non riesci a far nulla o se ti senti infruttuoso o ti affatichi per qualcosa e non riesci ad ottenere quello che ti prefiggi di ottenere. Io non lo so se è così, ma se è così, sai, tutto può cambiare. Amen. Gloria al nome del Signore. Quei discepoli pensavano di essere soli, ma non erano soli. Pensavano mai che Gesù potesse apparire di nuovo lì e sapere dove erano. Ma Gesù sapeva dove erano, Amen. cosa stavano facendo e conosceva il loro fallimento. Alleluia. Amen? Amen. Amen. Alleluia. E in qualche modo Gesù mette il dito nella ferita, no? Quando appare, figliuola, vede del pesce. Mi chiedi quello che non ho. Hai del pesce. Siamo usciti, non abbiamo preso nulla. Gettate ancora la rete sul lato destro della barca e ne troverete. Fecero così e abbiamo letto che tirarono la rete piena di 153 grossi pesci. Qualcuno li ha contati. La scrittura, per dirci questo dato, vuol dire che qualcuno li ha contati: 153 grossi pesci. Ah, che bello contare le cose meravigliose del Signore, no? Che ne dite? Siamo a fine anno, ma vogliamo ricordare le cose benedette del Signore nella nostra vita. 1, 2, 3, 4, qualcuno me ne dimentico, 5, quante cose ha fatto il Signore? Ha fatto meraviglie il Signore nella tua vita, gloria a Dio. Non te ne dimenticare, conta. Facciamo nostro quello che il salmista scrive: anima mia, benedici il Signore l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Amen. Amen. Alleluia. Ma voglio esaminare anche il contesto, perché in qualche modo ricorda quando Gesù li aveva chiamati. Li aveva chiamati mentre pescavano. È come se si rinnovasse l'episodio, no? L'esperienza. Se voi leggete in Luca capitolo 5, no? Proprio è descritto come Gesù chiama i suoi primi discepoli. Vogliamo dargli una breve lettura. Dice così al capitolo 5 di Luca: avvenne che mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret, la folla lo stringeva da ogni parte per udire la parola di Dio. Vide 2 barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e lavavano le reti. E montato in una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra, poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe cessato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le reti per pescare. Simone rispondendo gli disse: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti. Vedete la similitudine? E fatto così presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli, e quelli vennero e riempirono tutte e 2 le barche, tanto che affondavano. Vedete, il Signore dà sempre in abbondanza. Amen. Non dà mai con misura. Quando ho chiesto al Signore sempre qualcosa, mi ha dato sempre di più. Sovrabbondanza. Amen. È sovrabbondante il Signore. Alleluia. Simon Pietro, visto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendogli: Signore, allontanami da me,
perché sono un peccatore. Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano preso. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Ma Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Alleluia. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Alleluia. Dopo 3 anni Gesù muore in croce, risorge, è come se rinnovasse il Signore la stessa chiamata. Pescatori erano tornati a fare pescatori, ma Gesù li chiama ancora. Alleluia. Perché quando Gesù ti chiama, non può dimenticarsi che ti ha chiamato. Alleluia. Quella chiamata è valida. Anche se stai attraversando un periodo difficile, la chiamata di Cristo al servizio è valida. Amen. Amen. Alleluia. E io voglio ringraziare il Signore per la sua chiamata. Amen. Amen. Perché questa mattina potevamo essere altrove. È vero? Con degli amici a preparare il pranzo. Che ne so? A visitare una città d'arte. Che ne so? Ma invece siamo qui alla sua dolce presenza. Amen. Amen. E non c'è luogo più bello Amen. che stare alla presenza del Signore. Alleluia. Gloria. Alleluia, riconoscere il valore della chiamata. Cristo mi ha chiamato. Amen. Amen. Gesù ti ha chiamato Alleluia. a servirlo. Gloria al nome del Signore. Ecco che Gesù rinnova questa chiamata. Ci sono delle similitudini. Non avevano preso nulla, neanche questa volta. E il Signore rinnova la sua parola. Cala ancora le reti, prenderai dei pesci. Amen. Amen. Dà credito alla parola del Signore, come fece quando il Signore lo ha chiamato, così ancora dà credito alla sua parola. Ma mentre succede tutto questo, che lavoravano, queste reti piene di pesci, Gesù aveva già preparato alla riva la colazione per questi discepoli, perché sapevano che avevano lavorato. Gesù sapeva che erano stanchi. A un certo punto dice: venite, fate colazione, riposatevi, state qui. Il discepolo che Gesù amava, si riferisce a Giovanni, no? Non è che gli altri non li amasse, ma Giovanni era quello più intimo con Gesù, gli stava sempre stretto, sempre vicino, e quando c'era possibilità si riposava il capo sul petto di Gesù. Che bello stare così. Vogliamo essere Amen. come Giovanni, intimi con Gesù. Fammi riposare sul tuo seno, sono così stanco, fammi riposare tra le tue braccia, Signore. Amen. Amen. Non tiri mai questa preghiera, sia tra le tue braccia, voglio stare sicuro. Amen. Amen. Alleluia. Ma Gesù stava preparando già la colazione pronta. C'era cosa? Pesce e pane. Dove aveva preso il pesce e dove aveva preso il pane? Punto interrogativo. Chi lo sa? So che Dio ha tutto. Amen. È Lui che provvede il tutto. Amen. Quando non c'è il pane, provvede il pane. Amen. Se non ci sono pesci, provvede i pesci. Amen. Se non c'è cibo, provvede il cibo. Amen. Amen. Lui provvede tutto. Amen. Ciò che è spirituale e anche ciò che abbiamo bisogno dal punto di vista materiale. Ed ecco che dice ai suoi discepoli: venite a fare colazione, riposatevi, mangiate. Lui stesso prende il pane, lo spezza e lo serve. Ma questa mattina non è Gesù che ci sta spezzando il pane nella sua parola, Amen. e ce la sta dando da mangiare. Dice: ma sei tu che predichi? È lo Spirito Santo che ha già preparato, credimi. Non sono io, è lo Spirito Santo. Amen. Io so poco, ma ciò che riesco a dire è per lo Spirito Santo. Credimi. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Nessuno osava chiedergli: ma chi sei? Sei tu? Perché sapevano che era Gesù.
Ma la cosa che mi ha sempre colpito è che i discepoli non sempre riconoscono Gesù. Appare Gesù e non sempre lo riconoscono. Vi ricordate i due per la via del Maus? Ma volete pensare che non abbiano mai visto Gesù in faccia? Ma era cambiato Gesù? Credo di no. Eppure era con loro, parlava con loro, ma non l'avevano riconosciuto come il Signore. Ma che è successo? Di cosa state parlando? Ma tu solo non sai quello che è successo? Il fatto di Gesù, profeta di Dio, potente in opera, in parola, quell'hanno crocifisso, ucciso. E Gesù era accanto a loro. E quando apparve qui in riva, nessuno l'ha riconosciuto. Poi a un certo punto Giovanni dice a Pietro, Pietro, è il Signore. Gloria a Dio. Tante volte non sappiamo riconoscere Gesù. È accanto a noi. Ci sta consolando, ma non lo sappiamo riconoscere. Alleluia. E pensiamo di essere soli, lasciati soli, abbandonati nel nostro dolore, ma Gesù è proprio accanto a noi e non lo riconosciamo. Amen. Alleluia. Amen. Perché anche i nostri occhi sono a volte ottenebrati, chiusi. Signore, apri i miei occhi, Amen. voglio vederti. Alleluia. Proprio nella mia afflizione io voglio vederti. Proprio nel mio dolore io voglio vederti, Signore. Amen. Ho bisogno di vederti. Alleluia. Alleluia, il Signore farà anche questo. Aprirà i nostri occhi e diremo, è il Signore. Alleluia, che mi consola. È qui, è accanto a me. Sto pregando, io sento la sua presenza. Il Signore mi aiuterà. Amen. Mi tirerà fuori dalla difficoltà, stenderà ancora una volta la sua mano, io la afferrerò perché la vedrò. Amen. Amen. E darò sempre gloria a Dio. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Questo mi sentivo di condividere con voi. Vogliamo dire grazie Gesù, Amen. perché non ci lasci mai, Amen. non ci abbandoni mai, ci dai sempre quello di cui abbiamo bisogno, fosse anche il riposo, anche riposare. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria al nome del Signore. Gloria a tuo nome.